Ciao da Federico e benvenuti in questo nuovo video. In un mondo globalizzato, uniformato, dove mode, tendenze, alimentazione vengono dettate dai giornali, dalla TV, dagli influencer, oggi vi porterò al di fuori di tutto questo in un eremo dove il tempo si è fermato a 500 anni fa, senza TV, senza radio, senza connessione internet, isolati dal mondo. Lì si vive la pace spirituale, ma non solo. Vi porterò in un giardino monumentale, uno tra i più belli di tutta Europa. Lì non è solo un giardino ricco di bellezze, ma è una vera strada che porta alla linea da seguire per avere una vita ideale. Questo e molto altro nel giro di oggi. Punto di partenza è da un borgo medievale. Allora, venite con me a scoprire l'avventura di oggi. Punto di partenza dell'itinerario di oggi è da Arco a Petrarca, un comune della provincia di Padova, in Veneto, uno dei borghi più belli d'Italia. Si trova nei Colli Euganei. Un'atmosfera medievale è quello che si respira qui ad Arco a Petrarca, un borgo rimasto fermo alla fine del 1300. Qui davanti a me ho l'oratorio, tutto costruito in pietra originale dell'epoca. È una sensazione veramente particolare mettere le ruote su questo ciottolato dell'epoca. In questo borgo veramente il tempo si è fermato. Adesso raggiungo la casa di Francesco Petrarca. Mi trovo nel secondo borgo più bello d'Italia, questo dalla classifica stilata dalla trasmissione Rai Kilimangiaro. Alle mie spalle l'ingresso della casa, ora museo, di Francesco Petrarca, che ha trascorso qui gli ultimi anni della sua vita. Petrarca era un poeta, scrittore, filosofo italiano che, dopo Dante, è meritevole di aver dato origine alla nostra letteratura. Un tempo questa città veniva chiamata semplicemente Arqua, ma nel 1866, con l'unione del Veneto al Regno d'Italia, Arqua diventa Petrarca per dare omaggio a questo grande scrittore, poeta, filosofo. Per sua volontà testamentaria, il Petrarca volle essere sepolto qui nella chiesa di Santa Maria Assunta. Qui si trova il sarcofago dove all'interno ci sono le sue salme. Gli ultimi anni della sua vita probabilmente l'hanno legato a questo territorio che ricordava la sua Toscana. Il mio percorso è iniziato da pochi chilometri, ma c'è stata una bella salita che mi ha portato a circa 250-300 metri e qui mi si apre già uno stupendo scenario sui Colli Euganei. La vista sulla pianura è veramente eccezionale, per questo posso capire perché un tempo Arqua, prima di quella che vediamo oggi, era uno sbarramento, un piccolo punto di difesa per l'ingresso nella vallata. Adesso vado a spostarmi, ho già nei miei occhi questa atmosfera del Medioevo, ma non vado molto più lontano, 200 anni un po' più avanti, per andare a scoprire un eremo veramente isolato dal mondo, dove lì è rimasto come un tempo straordinario. Ed eccomi qui, oggi nei Colli Euganei, un gioco di sali e scendi di luci e ombre nei vari versanti delle colline. Uno spettacolo, un panorama veramente incredibile, un divertimento appagato da questi percorsi non trafficati su asfalto e sterrato, forse sì, trafficati, ma da gente che fa trekking e va in mountain bike. Guardate che spettacolo ho alle mie spalle. Il panorama qui in primo piano dei Colli Euganei e sullo sfondo le vette imbiancate. Wow, non ci sono parole per esprimere l'emozione che sto provando in questo momento, è qualcosa veramente di incredibile.
quello che ci regala madre natura con questa flora e fauna, questi panorami incredibili, è veramente qualcosa di strepitoso che ricarica le batterie, mi permette di staccare la spina dalla realtà di tutti i giorni, di non guardare più l'orologio, di non guardare solo la rete wifi, per abbandonarmi alle emozioni che regalano questi luoghi. In questo percorso che oggi mi sta regalando una storia e di panorami mozzafiato, sto per arrivare all'eremo dove vivono solo 7 monaci. Venite con me. Ed eccomi qui, sulla mia destra c'è la cinta muraria che va a delimitare l'eremo, e questa è la strada, il sentiero che porta all'ingresso. Secondo un'antica leggenda, 2 anacoreti camaldolesi nei primi anni 1000 si insediarono nel Monte Rua, dando vita al primo sito religioso del colle. Poi attorno al 1300 iniziarono i primi lavori per la costruzione di un monastero più grande. Purtroppo il monastero ha avuto periodi di luce e di buio, fu abbandonato e ripopolato più volte dai monaci. Nel 1806 fu un grande periodo di agonia, ma pian piano recupera il suo splendore e viene ristrutturato. Oggi si presenta con una chiesa, 3 file di case, 15 celle con annesso orto racchiusi tra queste mura. La vita dei monaci in abito bianco si snoda tra preghiera, lavoro e solitudine, il suggestivo panorama, il silenzio di una profonda meditazione. Oltre agli spazi comuni, ogni monaco ha una cella ed è costituita da una cameretta per il riposo, uno studio, una cappella con l'altare, un bagno e una legnaia. All'esterno si trova anche un piccolo orto recintato da un muro. È un percorso spirituale fatto di preghiera, silenzio, solitudine, lavoro e rimanere in cella, ma anche di momenti di comunità assieme agli altri monaci, isolati dal mondo. Un tempo era visitabile, ma oggi non si può più, si può solo accedere alle funzioni delle messe solo in determinati giorni e orari. Posso leggere la fondazione di questo eremo, quello che vediamo oggi, 1537. Dall'eremo di Monte Rua vado a ripercorrere la strada a ritroso, quella dell'andata, per poi andare a deviare qui per i giardini di Val San Bizio. Qui è un vero viaggio. Questi sono stati progettati pensando al paradiso. All'interno si possono trovare piante rarissime. Un portale monumentale, questa è la porta d'ingresso che conduce al paradiso terrestre. Così è stato pensato il giardino Barbarigo a Val San Bizio. Fino all'800 si poteva giungere qui in barca da Venezia. Vi ho fatto scoprire qualche mese fa il percorso La Riviera del Brenta Padova-Venezia, costeggiata dalle più belle ville venete. Nel 1631 la peste nera colpì tutta l'Europa. In quest'anno, alla morte della moglie Lucrezia, Juan Francesco Barbarigo fece un voto, promise di realizzare una maestosa opera per commemorare la grandezza di Dio se il resto della famiglia si fosse salvata dalla peste. Quello che vediamo oggi è il frutto di questo voto, creato per rappresentare il viaggio simbolico di salvificazione. All'interno si affronta un percorso in un giardino storico dalle caratteristiche uniche in Italia e fra i più belli d'Europa. Il labirinto, costituito da 6.000 arbusti di bosco sempreverde. Pensare che la maggior parte di questi sono piantati nel 1600-400. Anni di storia. È un percorso che ci vuole portare passo passo a diverse riflessioni per portarci alla rinascita, alla perfezione. Ci si muove all'interno di un parco, di un giardino che ha
piante, antiche di quasi 400 anni, provenienti da tutto il mondo a quel tempo. Piante che provenivano dall'Africa, dall'Asia, dalle Americhe, erano sconosciute in tutta Europa, vennero recensite solo un secolo più tardi. Senza prendere l'aereo e andare a Versailles, potete anche visitare questo giardino quando siete qui in zona e avrete la stessa atmosfera, forse anche meglio, perché chi cura questo giardino ha un amore per questa proprietà che è un qualcosa di incredibile. Troverete veramente il paradiso. Come sempre vi lascio il link in descrizione della traccia che ho fatto oggi, anzi non quella di oggi. Il percorso si è rivelato anche più impegnativo del previsto, essendoci il fango. È stata una bella impresa, ma il percorso non era adatto a tutti, quindi modificherò la traccia e quella che trovate è adatta a tutti. Serve un minimo di allenamento perché comunque ci sono una trentina di chilometri da fare, 800 metri di dislivello tra sterrato e asfalto, quindi un po' di gamba ci vuole. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi perché se non siete ancora iscritti vi perderete i prossimi video, e attivate la campanella così quando uscirà un mio nuovo video vi arriverà la notifica. Come sempre un grande saluto da Federico e al prossimo video, ciao!